Ieri sera avevo preparato la macedonia, che buona che è, molto molto buona. C'è un profumo di fragole che è allucinante. Franz va matto per la macedonia, Sappiate che lui va matto per tutti i dolci, la macedonia, va matto per tante robe. È una buona forchetta. Per la cronaca è l'una, devo ancora iniziare a editare il video per oggi, quindi adesso mi metto all'opera. Adesso mi mangio la macedonia e qua il tempo è questo, però non piove per il momento. Ho messo lo smalto sui piedi, dovrebbe essere anche asciutto adesso, spero. Beh, al massimo si rovinerà un pochino, comunque è superfluo. Basta, calzini, solo che ho i piedi ghiacciati. Adesso vado a mettere via tutto. Ogni tanto esce un po' di sole, ma è rimasto bello nuvoloso. Vabbè, i gattini dormono. Pepe addirittura è nella cuccia quella calda calda. Mamma mia, come che bello nel cuccione caldo. Senti che caldo che c'è qua dentro. A parte che lui non si mette giusto, perché mettendosi giusto, ecco, questo è il risultato. Mamma mia, non ti si vede neanche tra un po'. E quando esce il sole? Chiaramente la sera. Sera, quando è ora di andare a casa a fare la cena, sole. Vabbè, avete visto Silvano? Ehi Silvano? 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 Mica tanto convinto. Vabbè, vado a casa, che sono le 7:30. Che bello questo sole, io adoro quest'ora qua. Vorrei che durasse un'eternità quest'ora, invece dura pochissimo. Che meraviglia. Andiamo che è tardi. Il sole mangia le ore. Ma, tra l'altro c'è freddo, C'è freddo, ragazzi, c'è freddo. Allora mi segui? Cosa fai? Mi stai seguendo? Ma, Bue? Mi stai seguendo? Fai finta di niente, sì. Vieni con me a controllare l'orto? Dai. Cioè, con tutta la pioggia e il freddo che ha fatto, a me la roba, ecco, questa è andata. Ok. La roba non mi sembra male per il momento. Questa è andata. Questa se l'è mangiata qualcosa. Guardate qua. L'anguria, eccola là, si è aggrappata di nuovo alla rete. Quindi la lasciamo andare dove vuole. Questa pianta di fragole sembra aver preso bene di nuovo. Quella sta morendo e quell'altra è morta. Cioè non ha preso proprio. Infatti. Io però la lascerei ancora qua, perché io la lascerei. Questa forse sta prendendo, guardate qua, questa è nuova, Il fiore è bello, no, sta prendendo anche questa. Bene, piante dell'anno scorso, guarda che meraviglia. Le piante di pomodoro stanno benissimo. Sapete che mi piace l'orto così? Quest'anno sono stata brava, più degli altri anni. Sì, e mi piace anche il lavoro che ho fatto. Bene, non serve neanche dare acqua, che acqua ne prendono già abbastanza, tutta risparmiata. E volevo vedere, no, vedi che non rimane acqua dentro perché comunque è bucata la rete. Bene, adesso il bue grasso sarà di sicuro qua da qualche parte che mi spia. Sarà ancora lì? No. Vieni amore, sì, è qua che mi spia. Non ve lo faccio vedere, ma vieni. Avrà detto, ma cosa sarà andata lì a fare quella lì? Vieni. Lui mi vede, è abituato a vedermi solo su, all'entrata di casa, e non qua giù. Vieni bue. Ci arriva.
Bue! Vieni! Dai! Vieni! Bue! Andiamo! Andiamo, io la guardia del corpo. Allora ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Sono venuta qui a Cortina, a Fiammes, dove c'è l'eliporto. Infatti l'elicottero è appena andato via. Sono venuta qui a fare la passeggiatina. Guardate che belli sassi, sono un po' vecchiotti. Ah, del 2021. I ragazzi del liceo artistico hanno dipinto i sassi, i massi. Qua anche cervo. Quella chi è? Cappuccetto rosso. Panchina. E si continua. Oh, che cos'è quello? Un'altra cosa. Questa è una colonna. Una colonna. E questo? Progetto grafico di Gabriel De Bettin. Liceo artistico statale con il fabbro Giorgio Michielli. Gothic Vision. Effettivamente è gotico. Allora ragazzi, ho finito, ho fatto il giretto per oggi, mi sono fatta 7 km alla fine, esattamente 7 km, sono le 11:21, questo se mi segna 22, vabbè, e quindi il mio allenamento quotidiano l'ho fatto e sono molto contenta perché non ero convintissima di camminare oggi e invece sono stata molto brava e sapete la mia pigrizia ormai, no? Ho combattuto contro la mia pigrizia e sono riuscita a uscire di casa, e che ok, buono, molto buono. Va bene, io adesso vado verso il Cadore, non so se fare tappa un attimo all'Eurospin, decido, perché a quest'ora è pieno l'Eurospin, quindi non è che mi vada tanto. Qui si è annuvolato tutto nel frattempo, ma è un po' un misto, insomma. Ci sono un po' di nuvole, poi a tratti esce il sole. Comunque dai, metto in moto e ci vediamo dopo. Vi aggiorno dopo su cosa farò pomeriggio. Credo niente. Relax. Oggi credo proprio relax. Adesso vado a casa. Cintura. Alzo i finestrini anche dietro. Li avevo dovuti abbassare per far passare aria perché c'era un caldo qua dentro. Una sauna. Vi saluto, a dopo. E anche questo pomeriggio ha fatto pioggia, sole, pioggia. No, fino a una certa niente pioggia. Poi è iniziato a piovere. Poi sole, poi pioggia col sole. Ha fatto tutto un misto. E adesso c'è il sole. L'ora più bella. Ecco, c'è mia nonna che arriva. Cos'ha lì? Una pizza. Buongiorno, quinto giorno di ferie. Mi sto preparando per andare a fare una camminata. Il problema è che è già tardi. È già decisamente tardi. Però sono già le 9 e qualcosa. Siccome è una camminata un po' lunghetta, filmerò qualcosina per il vlog. Devo farmi un po' di colazione perché sono un po' indietro. Devo anche capire come vestirmi perché secondo me c'è caldo, c'è il sole, quindi secondo me c'è caldo. Rispetto a ieri secondo me dovrebbe fare più caldo oggi. Latte pronto. Mi cambio, mi metto qualcosa di sportivo perché sta roba mi è scomodissima per andare a camminare. Oddio, forse potrei stare anche così, non so. Comunque adesso faccio il caffè. La macchinetta non ho più trovato un posto comodo, cioè qui è, punto. Non riesco a trovare un posto dove metterla. Beh, la cucina è ridotta, questa è quindi.
scelta. Volendo si potrebbe trovare un modo di mettere tutto là dentro. Anche il congelatore, quello verticale, avevo pensato di metterlo là dentro. Ma non ci sta. Cioè, non ci sta. Faccio colazione e poi vi aggiorno dopo su cosa faccio. Ho fatto delle scoperte in questo zaino. Non volevo prendere questo qui grande. Però siccome il tempo è molto strano, io non è che mi fidi tanto. E quindi ho detto, meglio che mi prendo quello grande, perché volevo portarmi anche il drone. Siccome non so il meteo come ragiona, mi prendo anche questa per la pioggia. Cioè io ho scoperto di avere anche un sacchetto di plastica con dentro un polase, che forse è anche scaduto. No, 2024, è anche recente. Una barretta, questa non so di quando sia, è scaduta a febbraio. Chewing gum, Goleador. Non sapevo neanche di averla sta roba. Ah, che vita. Ecco. 9:59 sono partita. Allora, la mia camminata per oggi l'ho fatta, ragazzi. Ho finito, avrò il segno del canottiera, dello zaino, sì, ho il segno di tutto. Io odio i segni del sole, ma oggi è andata così. Oggi sono piena di segni del sole, una cosa che la bronzatura a strisce la odio proprio. Comunque, sono arrivata alla macchina, nel senso, mi sono fatta raccogliere per strada e mi sono fatta portare alla macchina perché sarebbe stato troppo lungo il tragitto da fare a piedi, siccome avevo già fatto 9 km e passa. Tutto sali e scendi, diverse salite, abbastanza salite, quindi ho evitato, visto che anche ieri ero stata a camminare, insomma, meglio andare con calma. Comunque niente, adesso devo un attimo, tac, se no non mi vedete. Adesso vado a casa, mi rilasso, devo farmi una bella doccia, ma non so se mettermi un po' al sole in realtà per rilassarmi e poi farmi una doccia. Devo pulire casa e devo mangiare, assolutamente mangiare. Prima di tutto mangiare, fame. Comunque il tempo ha tenuto, è l'1:23 ed è ancora molto bello. Ci sono nuvoloni, sì, però è ancora molto bello. Non mi aspettavo una giornata del genere e ho fatto bene a uscire di casa, veramente. Vado perché altrimenti non mi muovo più.